Continuo a leggere le dichiarazioni che lei ha rilasciato il 20 dicembre 2006 ai Carabinieri di Como. Allora, dopo un po' lui e Raffaella si sono sposati, hanno fatto una festa che anche in questa occasione mi è venuto chiamare i Carabinieri per il rumore che hanno fatto. Azuz non lavorava, era sempre a casa, mentre Raffaella andava a lavorare. Azuz entrava ed usciva con i suoi amici e parenti di giorno e di notte e spesso arrivava con macchine diverse, anche di grossa cilindrata e una moto. Precisamente una volta l'abbiamo visto arrivare con una BMW, mentre nel cortile hanno parcheggiati uno scooter e una moto da fuoristrada. Con la presenza di Azuz sono finite le feste ed altri ragazzi italiani che frequentavano l'abitazione, compreso quello che ho definito il culattone, erano spariti. L'abitazione era frequentata in via del tutto esclusiva da parenti o amici extracomunitari di Azuz. La Raffaella continuava comunque ad andare al lavoro. Anche in questo periodo era presente sovente la madre della Raffaella, la signora Paola, che spesso andavano insieme a fare la spesa. Ed io la vedevo che scaricavano le borse della spesa. In linea di massima si può dire che comunque la situazione si era tranquillizzata rispetto al passato. Sono cominciati dopo qualche tempo qualche litigio tra Raffaella e Azuz, litigi che con il passare dei mesi andavano sempre più spesso a finire in botte tra di loro. Dico così perché spesso sentivo e vedevo che lui la picchiava. In alcune circostanze, ma non posso riferire il periodo, comunque prima della nascita di Youssef, l'Azuz si è reso protagonista di diversi episodi fastidiosi per la corte. In particolare Azuz ha installato abusivamente una parabola per la quale aveva litigato, sia con me che con mio marito che con il signor Frigerio. E per questo episodio aveva picchiato Castagna Carlo e la signora Paola, intervenuti per riportarlo alla ragione. Dopo questo episodio il signor Castagna non si è più fatto vedere. Dopo qualche tempo la signora Paola ha ripreso a frequentare man mano la figlia Raffaella. In un'altra circostanza l'Azuz aveva preso la canna dell'acqua ed aveva lavato completamente il suo appartamento, allargando anche le scale comuni e causando danni anche al mio appartamento. Per tali motivi abbiamo fatto esposti a reclami alle autorità. Dalla corte, a causa di questi e molti altri fatti, sono andati via molte persone, in particolare dove attualmente abita Frigerio. Vi abitavano 2 ragazzi in affitto, al primo piano a fianco dell'appartamento di Raffaella e prima di questo signore anziano di cui non conosco il nome. Abitavano da prima un ragazzo di nome Guido da solo, poi dopo Guido è andato via è subentrato un certo Mammolito che è rimasto circa un anno. Sempre nello stesso appartamento è poi subentrato il signore anziano che lo occupa attualmente. Al piano terreno abita attualmente una famiglia di extracomunitari che so essere siriani, composta dal marito, moglie e 2 figli, uno di 2 anni e uno appena nato. Parlano in arabo e sono amici di Azuz, perlomeno si conoscono. Li ho visti spesso assieme a fumare la sigaretta nel cortile, in un'occasione hanno avuto anche qualche accesa discussione per motivi di soldi. Infatti quest'estate, dopo che qualche giorno che Azuz è uscito di galera, ho visto il siriano ed Azuz discutere nel cortile. E mi è rimasta impressa la scena di Azuz che porgeva dei soldi al siriano e quest'ultimo che dandogli un colpo alla mano glieli faceva volare per terra. Azuz ha risposto con una spinta ed entrambi se ne sono andati. Precisamente il siriano si è allontanato con una macchina nera. In altre circostanze ho visto il siriano, Azuz e un altro extracomunitario che aveva in affitto nell'appartamento dell'avvocatessa, moglie del signor Bartesaghi, fumare e parlare dove ci sono i gazebo. Tornando al discorso delle persone avvicendatesi nella corte, nell'appartamento attualmente vuoto, posta a fianco a quello del siriano, abitava una signora vedova in affitto di nome Emma, che conviveva con il figlio con problemi di droga. Di lui non conosco il nome. Poi me lo dice, ricordo che oltre ad avere i problemi di droga era anche alcolista, spesso veniva da me mio marito a chiederci i soldi per andare a bere e lui ricordo anche che aveva messo incinta la ragazza. Fisicamente appare come una persona dal fisico robusto, muscoloso, come quelli che vanno in palestra, alto quasi 1,80, di età circa come la mia, con i capelli lunghi e biondi. Queste persone abitavano lì fin dai primi tempi che è arrivata anche la Raffaella, sono andati via subito dopo l'arrivo di Azuz. Lui frequentava spesso la casa della Raffaella, gli faceva il filo, tanto che quando andava a trovarla gli portava i pasticcini o gli faceva i favori, come portargli su la borsa della spesa. Insomma, si vedeva che gli stava dietro ed era innamorato, anche perché lui stesso diceva che era una bella ragazza ed era un buon portafoglio, così come testualmente detto da lui. Alla Raffaella comunque non interessava, anzi lo respingeva. Questo ragazzo, che ora ricordo si chiama Pino, lo vedo ogni tanto sul balcone di un meridionale che abita nella corte, credo tale Fiorino, in quanto la madre Emma fa la domestica presso l'abitazione del suddetto. Sabato pomeriggio, il 16/12/2006, ho visto Pino sul balcone della famiglia Forino. Forino o Fiorino, signora? Fiorino. Da quella posizione Pino riusciva a vedere l'interno della corte e quindi anche dentro l'appartamento della Raffaella.
So per certo che Pino, in quanto ex residente, possiede le chiavi dei cancelletti d'ingresso alla corte, sicuramente possiede le chiavi del portoncino d'ingresso della palazzina Ghiaccio. Prima di quel sabato l'ho visto qualche volta passare lungo la via esternamente alla corte. Non so dove abita attualmente, non so chi fosse ai tempi il proprietario dell'appartamento dove abitavano Pino e la madre Emma, ma dopo di loro è stato acquistato da una ragazza di nome Daniela che in un primo tempo l'ha occupato da sola. Poi, dopo il matrimonio, è giunto il marito di cui non conosco il nome. I due hanno appena avuto una bambina e sono venuti a trovarci a casa questa domenica per parlare di quello che è successo. Verso la fine di settembre, prima di ottobre, la Daniela e la sua famiglia sono andati via, ma non so precisare dove abitino ora. La Daniela e Azuz hanno litigato spesso per vari motivi legati alla convivenza condominiale e in una circostanza si sono picchiati. A seguito della lite, Daniela ha riportato lesioni promuovendo azione legale. Di fatto ho saputo dalla Daniela che la signora Galli Paola, al fine di rimettere la querela, aveva staccato un assegno di cui non conosco l'importo. Nel periodo in cui Azuz era in carcere, l'abitazione da Raffaella era frequentata per lo più da amici e parenti extracomunitari. Non so riferire se la Raffaella avesse un amante tra questi che frequentavano l'abitazione. Non ho altro di particolare da riferire su quel periodo. Dall'uscita del carcere alla data dell'omicidio ho visto pochissime volte Azuz, in quanto era sempre assente. In un'occasione ho assistito ad un litigio verbale tra Azuz e Raffaella, dove lei lo invitava espressamente a togliersi di torno ed andarsene. Sono sicuro che questa lite è avvenuta poco prima della sua ultima partenza, che ho saputo dai giornali essere in Tunisia. Tra le persone che ho visto nell'ultimo periodo insieme ad Azuz vi erano il fratello e vi era un'altra persona di corporatura grossa che aveva una berretta di lana che caricavano con una valigia, uno zaino e 2 scatoloni, il furgone bianco di Azuz. Il giorno dell'omicidio, alle ore 16, mio marito è venuto a prendermi al lavoro dalla signora Rosina nel centro di Erba. Non ricordo il cognome della signora, fa la postina. Quindi, a bordo della nostra autovettura, abbiamo fatto una passeggiata al lago del Segrino, percorrendo la strada normale partendo da Erba e passando da Longone al Segrino. Ci siamo fermati nel parcheggio in prossimità del chioschetto che fa i panini. Siamo scesi, ma siccome faceva freddo siamo risaliti in macchina e siamo stati un po' fermi a chiacchierare. Alle ore 17:30 circa siamo tornati a casa. Io mi sono messa a stirare, mentre mio marito ha fatto un pisolino sul divano. Alle ore 20, forse un po' prima, siamo usciti di casa nel momento in cui Luigi, il nostro vicino di casa, stava rientrando a casa. Di fatto ci siamo incrociati. In particolare mi ricordo che questo signore stava scendendo dalla sua macchina e aveva appena parcheggiato di fianco al nostro camper, ma non so se lui mi ha visto perché nel momento in cui io sono uscita di casa lui stava chiudendo la porta alle spalle. Vuole precisare qualcosa su questo punto? Allora, lo segniamo appena finito, me lo dice. Quindi siamo usciti, siamo saliti sulla nostra macchina parcheggiata a fianco al camper, abbiamo aperto il cancello elettrico col telecomando e nella circostanza ho notato che il cancelletto pedonale di via Diaz era aperto come sempre. Preciso che quel cancelletto pedonale è sempre aperto, mentre quello del lato opposto ha un orario, credo alle ore 20, in cui viene chiuso. Siamo quindi partiti diretti a Como, in quanto volevamo vedere le vetrine dei negozi e andare al McDonald's per mangiare. Abbiamo parcheggiato nei pressi della città murata vicino al passaggio a livello, quindi abbiamo attraversato la strada e siamo entrati nel centro storico. Quindi abbiamo fatto 2 passi guardando le vetrine del centro, in particolare abbiamo guardato delle vetrine, una con delle scarpe che mi piacevano, che però mio marito ha detto guarda che qui non ce le possiamo permettere. Il negozio in particolare è quello sotto i portici, vicino al McDonald's. Una volta fatto questo siamo entrati al McDonald's, dove abbiamo mangiato. Mio marito ha preso un panino, una Coca-Cola e le patatine. Non so che panino fosse. Io invece ho preso i gamberetti e basta. Del pasto consumato al McDonald's ho fornito lo scontrino ai carabinieri di ieri. Per rispondere ai vostri dubbi posso precisare che non l'ho conservato volutamente, ma mi è venuto in mente dopo, quando i vostri colleghi me lo hanno chiesto. Infatti potete riscontrare voi stesso che lo scontrino era nella mia tasca tutto stropicciato. Dopo il panino abbiamo fatto ancora un giretto e siamo tornati alla macchina, dopodiché siamo tornati a casa tranquilli dove ci siamo accorti dell'accaduto. Una volta arrivati in via Diaz abbiamo visto che la via era chiusa e c'era un signore in pettorina che ci ha detto che non si poteva passare. Dopo aver parcheggiato vicino alla farmacia Tilli abbiamo incontrato il figlio dell'avvocato Mariani che, dove vado a stirare, che ci ha messo al corrente dell'accaduto. Prima che noi uscissimo di casa non abbiamo udito assolutamente nulla provenire dalla casa della Raffaella. Non ho visto la macchina della signora Carla e nemmeno la signora Valeria che portava a spasso il cane. Per dare una collocazione temporale più precisa al momento in cui siamo usciti, posso precisare, appena finita la telenovela di Canale 5, mio marito si è svegliato, ha fumato una sigaretta,
Ci siamo preparati con calma e siamo usciti. Non ricordo il numero del mio cellulare né quello di mio marito. Questo è quello che lei ha dichiarato. Allora, non è venuta all'inizio della registrazione. Senta, io le ripeto allora che lei è accusata dei reati che sono scritti su questo provvedimento che lei ha potuto vedere e leggere. Glielo ripeto perché pare che la registrazione non abbia funzionato dall'inizio. Quindi lei è accusata dell'omicidio di Castagna Raffaella, di Marzucchi Youssef, di Galli Paola e di Cherubini Valeria, del tentato omicidio del signor Frigerio Mario, dell'incendio dell'appartamento della signora Castagna e della tentata distruzione di 2 dei cadaveri, precisamente quelli di Galli Paola e Castagna Raffaella. Come le ripeto, gli elementi che noi le contestiamo a suo carico sono le dichiarazioni di Frigerio Mario, cioè il sopravvissuto, che ha riconosciuto una persona di suo marito, che ha visto la distanza di 1 metro sul pianerottolo, l'ha incontrato sul pianerottolo mentre apriva la porta della signora Castagna, e che quindi ci ha riferito che era lui il signore che ha visto, quindi suo marito che conosce da qualche anno e ha ben visto, che lo ha buttato in terra e gli ha tagliato la gola perché l'avrebbe riconosciuto. Poi, come ripeto, sulla sua autovettura è stata trovata una traccia da cui è stato estratto il DNA, cioè il codice genetico che si trova nel sangue o in sostanza corporea della signora Cherubini Valeria. Ha capito bene? Sì, sì. Poi altre cose che sono scritte nel provvedimento di fermo, il fatto che è stata staccata quel pomeriggio la luce dall'appartamento della signora Castagna Raffaella, e che è una cosa che avevate già fatto in passato, che voi avevate dei segni di ferita entrambi sulle mani, a suo marito un'escoriazione al braccio, e che alle 3 di notte, quando sono venuti i carabinieri, c'erano dei vestiti appena lavati nella lavatrice che sono stati sequestrati e che avevano delle tracce che sono in fase di analisi, probabilmente sostanza ematica, cioè sangue, che solo persone della corte potevano uscire di casa così combinati, cioè col sangue che abbiamo trovato sui muri addirittura all'altezza di 1,50 m, 1,60 m per gli schizzi, che quindi chi è uscito da quella casa era imbrattato di sangue dalla testa ai piedi e ha dovuto per forza avere un ricovero vicino in cui rifugiarsi e non uscire dalla corte nel pieno centro di Erba così conciato. Tant'è che nessuna traccia di uscita è stata trovata dal luogo del delitto all'esterno della palazzina. Questo e poi altro di cui discuteremo. Le ripeto, lei la facoltà di non rispondere, mi pare abbia detto intende rispondere? Sì. Dica bene sì, e se non faccia segni, se no non viene la registrazione. Intende rispondere? Sì. Ha capito le cose accusate? Sì. Ha capito quali sono gli elementi a suo carico? Sì. Va bene. Ha sentito bene quello che le ho letto? Va bene. Conferma quello che le ho Sì. letto? Sono le sue dichiarazioni? Sì. È la verità? Sì. La ricostruzione di quella giornata è quella scritta qui? Sì. Tutte le altre cose che le abbiamo letto? Compreso quel momento di Fiorino? No, il problema è che quel ragazzo lì stava entrando dalla porta. Chi e è io, quel ragazzo lì, scusi? quello piano di sopra. Signor Lazzarini? Lazzarini. Non lo so come si chiama, io lo chiamo. Come lo chiama lei? Come lo ha chiamato qua, immagino, no? Io lo chiamo Luigi. Luigi. Il signor Luigi che abita sopra di lei? Sì, lui stava entrando e noi stavamo uscendo. A piedi o in macchina stava entrando? In macchina, perché noi abbiamo il nostro pezzo è contro il muro, poi c'è la sua macchina, noi attraversiamo il suo marciapiede. In che momento esattamente l'ho visto? Niente, nel momento che noi abbiamo aperto, lui stava entrando in casa. Ha aperto la porta? Sì. Per Quindi uscire? è giù dalla macchina. Sì. Vi ha visti? No, perché io ho il vizio che lascio le scarpe sempre di fuori, sono andata fuori, li ho presi e li ho messi, basta. Ho capito, quindi non eravate ancora seduti in macchina? No. La vostra macchina era parcheggiata lì? Sì. Era parcheggiata vicino al campo? Sì. No, vicino al camper c'è quello di quel ragazzo lì. Perché Di chi? Di Luigi Lazzarini? Sì. Sì. Perché un posto, quello fuori della porta è nostro. Sì. Poi fuori dall'altra porta è della Fiorini, di Maria Rosa, poi c'è il nostro camper, poi c'è il suo garage. Quando il signor Lazzarini arriva e parcheggia, mette la macchina tra il camper e la vostra macchina? Sì, perché è il suo posto. Quindi l'ha vista bene che c'era la macchina? Sì, anzi io salgo sempre sul marciapiede. Ma l'ha vista con i fari accesi in movimento o già spenta? No, quando è arrivata ha spento, è sceso, è entrato. Ho capito. E la vostra macchina era ancora lì ferma? Sì. E la macchina l'ha messa a fianco alla sua? Sì, quindi? sempre. Era buio? Sì. Quando è entrato il signor Lazzarini aveva i fari accesi? Sì. Ha illuminato la corte? Sì.
entrando. Li ha spenti prima di parcheggiare o dopo? No, lì è arrivato, ha fermato la macchina, spento la macchina, ha aperto la portiera e salito. Quando li ha spenti, quando ha spento i fari della sua macchina, quindi E io ho aperto la porta. Era fermo Sì. quando ha spento i fari della sua macchina. Sì. E entrando, parcheggiando, signor Lazzarini, illumina la sua macchina, il camper per Sì, entrare? anche quando sono in sala vedo quando arriva, perché la finestra... E quella sera lì ricorda i fari che sono entrati Sì. da Lazzarini? E quando arriva Lazzarini deve mirare in un certo senso sì, il posto deve a fare quale- qualche manovra, perché l'Olindo tiene sempre la macchina spostata contro il marciapiede, perché se no deve fare qualche manovra. Allora noi ci siamo sempre messi d'accordo che l'Olindo la tiene sempre contro il marciapiede, perché così non fa tanti... Va bene. Per il resto vuole precisare qualcosa di questo che le ho Niente. letto? Niente. Torno ancora a ripetere le stesse cose. Va bene, senta, ci racconti bene. Vuoi leggere la dichiarazione del... Giusto per la parte, lei era già stata sentita, prima di quelle dichiarazioni del 20, era stata sentita la notte stessa, Sì. tra l'11 e il 12, no? Quando sono venuti i carabinieri a casa vostra, forse Sì. era sì, le 4:45 del 12, Sì. il verbale. E diceva così: in data odierna, come di consueto, È lo stesso come quello. sì, vediamo. Alle ore 9 del mattino mi sono recato al lavoro in erba presso l'abitazione dell'avvocato Martani o Mariani, dove svolgo faccende domestiche. Giusto. Ho terminato di lavorare verso le 11:30 e sono rientrata a casa. Dopodiché mi sono recata allo Shopper, Giusto. supermercato ubicato nella via Volta, di fronte alla nostra corte. Ho fatto la spesa quotidiana e poi sono tornata a casa. Ho cucinato e verso le ore 12:45, essendo mio marito Romano Lindo rientrato dal lavoro di operatore ecologico, abbiamo pranzato. Alle ore 13:15 sono uscita di nuovo assieme a mio marito che mi ha accompagnato presso l'abitazione di una donna che conosco come Rosina e che lavora presso le poste, dove 2 giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, svolgo i lavori domestici. Alle 16 circa, terminato il lavoro, sono andato unitamente a mio marito che mi è venuto a prendere a fare una passeggiata al lago di Segrino, dove siamo rimasti almeno fino alle 17:30, 17:45. Dopodiché siamo tornati a casa, dove siamo rimasti fino alle ore 20 circa. Durante tali ore trascorse a casa, io mi sono dedicata ai mestieri di casa. Sì, Che stirato. mestieri? E mestieri ho stirato, Mm? ho lavato le cose che voi dite che sono sporchi di sangue, ma sono le cose della ditta del lavoro di Olindo, pantaloni verdi e tutte le cose del lavoro. Ma c'era un paio di jeans c'era un suo? pigiama anche sporco di sangue, un pigiama e un paio di jeans. Un pigiama Sì. sporco di Un sangue. pigiama. Sporco di una sostanza che noi riteniamo che sia sangue. Ma queste cose dove le lavate? A In mano? lavatrice, In lavatrice. perché ho fatto tutto il verde e ho messo tutte le cose in lavatrice, perché non ho fatto sabato e la domenica siamo andati via e ho lavato tutte le cose del lavoro di Olindo. C'erano tutte le cose del lavoro. Ma quando le aveva riportate a casa dal lavoro, Lindo? Sabato pomeriggio. E... siccome in quel verbale lì dice solo che ha stirato. Sì, ho stirato, cioè le cose di casa. Scusi. Prima che mi viene in mente. Sì. Prima che mi viene in mente. Questa qui è la sua firma? Sì. Sì. Mi fa una cortesia. Me la fa, me la rifirma qua. Grazie. Lei è mancina, signora? Sì. Vabbè, diamo atto che ha firmato con la mano sinistra. Quando poi verbalizziamo, perché adesso non so dove mettersi. Allora, quindi le dicevo, nel verbale che le ha letto Sì. prima il mio collega c'è scritto che aveva stirato. Stirato, ho fatto le pulizie, Mm. cioè io quando sono a casa ho sempre... Quindi ha fatto la lavatrice, ha lavato anche a mano. Sì, un maglione verde. Sì, questa lavatrice è durata, cioè tutto il ciclo si è completato prima che voi usciste? Sì, E lei la cosa l'ha lasciata lì? sì. O l'ha messa, cioè l'ha tirata quindi fuori dopo quando Dopo siete l'ho messa tornati? nella lavasciuga e ho messo dentro altra roba. Sì, Ecco. che ha già Perché messo a lavare? Sì. Che ha rimesso a lavare? No, nel cesto avevo lì altri vestiti, l'ho messi, li ho lavati,
quando voi siete arrivati la lavatrice stava quasi finendo, anzi abbiamo dovuto aspettare per aprire il coso. E poi la lavasciuga c'erano le cose del lavoro. No, scusi signora, a che ora ha lavato lei? 2 volte, quindi ha fatto 2 Sì, lavatrici. ho fatto 2 lavatrici. A che ora? Prima di andare via, Cioè a che ora? e noi siamo andati via prima delle 8 e dopo quando sono tornata a casa, E cioè a che ora? e saranno state le 11, quell'orario lì. La sua lavatrice ha il timer che programma il No, lavaggio? no, niente. No. Metti la lettera, metti il numero, basta. Schiaccia. E la lavasciuga schiacci il bottone e basta. Quanto dura il programma della lavatrice? Il più lungo che ha? Sì, perché così... Quanto dura? Non... Lei usa l'orologio? No, In pochissimo. casa ce l'ha? Sì. Quindi questo programma non ci sa dire quanto dura. Come fa a essere sicura quindi che siete usciti? Perché lei in entrambe le occasioni, adesso ha detto che siete usciti prima delle 8, però sia nel verbale Alle 8 del o 12 prima. sia nel verbale del 20 di dicembre, Sempre sulle 8 Ecco, o sulle prima, 8. cioè più prima che dopo. facciamo così, quando voi siete usciti, lei ha notato per caso se nella corte c'erano macchine? No, quelle glielo posso dire che l'ho sempre detto e torno ancora a ripetere, di macchine dalla parte di là non c'erano. Per parte di là cosa intende? Dalla parte del cortile che noi non c'entriamo, dalla parte della Raffaella. Ecco, dove ci sono i famosi gazebo di cui parlava Sì. prima, lì macchine non ce Non ce n'erano, n'erano. quindi non c'era nessuno in No. quel momento. Va bene. Stavamo dicendo che lei ha spazzato a terra eccetera mentre suo marito ha oziato. Durante la permanenza nell'abitazione non ho sentito nessun tipo di rumore proveniente dall'appartamento di sopra. Preciso che durante questa fascia oraria solitamente non sento alcun rumore perché i proprietari sono assenti. La castagna in genere quando non c'è il marito rientra nell'abitazione tra le 19 e le 20:30. Ripeto che ieri sera non ho sentito nessun rumore proveniente dall'abitazione della castagna. Alle 20 circa sono uscita di casa unitamente a mio marito e ci siamo recati a Como, precisamente presso la città murata, dove non abbiamo trovato un posteggio. Dopodiché ci siamo spostati, abbiamo parcheggiato in una via di cui non conosco il nome, abbiamo attraversato a piedi il passaggio a livello e fatto una passeggiata per le vie del centro per vedere le vetrine. Quindi siamo andati a mangiare al McDonald's di Como, il tempo di mangiare qualcosa. Dopodiché siamo usciti, tornati a prendere la macchina, ci siamo fermati a comprare le sigarette e infine abbiamo ripreso la strada di Le casa. sigarette, è vero? Si ricorda questo che Sì, si è fermata adesso che sì, al ritorno? a ritorno che Dove? In che bar? A Como? sì, prima della rotonda, c'è la grande rotonda che dopo vieni per Erba, che c'è anche un albergo. Ho capito, insomma. all'Ipomo grosso Ecco, modo. sì. Ecco, quindi avete comprato le sigarette lì. Sì, è andato Quanto fuma suo marito? un pacchetto, anche qualche cosa. Perché nelle dichiarazioni che aveva fatto suo marito già ai carabinieri e che ha ripetuto anche oggi, ha detto che le sigarette le avevate comprate all'andata. No. Quando siete andati guardi, al bar Oasi di Longone al Segrino, se non sbaglio. O no? Sì. Guardi, questo si sbaglia veramente e non ci credo perché mio marito mi fa, guarda, qui prendo anche gratta e vinci, che l'altro giorno aveva anche preso le cose che si gratta, che abbiamo vinto 50 euro. Vabbè, comunque c'è quest'anno. Arrivati nei pressi della nostra abitazione abbiamo trovato la strada chiusa da un nastro rosso e bianco, un signore con una pettorina verde ci ha detto che non si poteva passare, per cui mio marito ha parcheggiato la macchina nei pressi della farmacia Attili. A questo punto è arrivato il figlio dell'avvocato Mariani, Nicola, il quale mi ha chiesto se sapessi cosa era successo. Alla mia risposta negativa ha parlato con mio marito. Lo stesso ci ha accompagnato fino a via Diaz, dove giunti presso la nostra abitazione abbiamo notato molta gente, tra cui pompieri, carabinieri, vigili urbani e tutta gente curiosa. Avevamo timori per la bombola di gas che era riposta nel camper, ma poi, visto che era tutto a posto, mi sono preoccupata della casa. Abbiamo chiesto ai pompieri di dare un controllo alla nostra abitazione, visto che confina con quelli bruciati dalle fiamme, e dopo che hanno controllato tutte le stanze e datoci la sicurezza che non vi erano pericoli, io sono rientrata a casa, mentre mio marito è rimasto fuori.
Dopo sono uscita di nuovo e ho incontrato l'avvocatessa che abita nella corte. E alla mia domanda di cosa fosse successo, la stessa mi ha riferito che c'erano 4 morti. Mi sono spaventata e sono ritornata a casa. Ho pensato subito che fosse tornato il marito della Castagna e che questi gli avesse fatto qualcosa di brutto. L'ultima volta che ho visto il marito della Castagna è stato circa 3 settimane fa, nei pressi dell'entrata dell'abitazione. Era verso le 16, un giovedì, in quanto stavo rientrando dai mestieri fatti a casa della Rosina e lui era a bordo del furgone di colore bianco da dove ha scaricato una valigia nera e delle scatole. Il soggetto in questione ha visto che lo guardavo, perciò, dato anche che non ho buoni rapporti né con la moglie, sono rientrata in casa dalla porta della lavanderia. Prendo atto che all'interno della mia abitazione avete rinvenuto degli stracci lavati con tracce di colore rossiccio. Sì. Io in genere ripongo in un sacchetto gli stracci che uso per lavare il pavimento. Quando il sacco è pieno... Un secchio verde di fuori. Io tengo tutti gli stracci. Qui c'è scritto sacchetto, magari non sbaglio. Quando il sacco è pieno, ripetuto sacco, faccio la lavatrice. Il rossiccio non saprei spiegarlo, presumo che sia ruggine, ma escludo che sia sangue. Il taglio al dito indice della mano destra, me lo sono fatto quando? Me lo sono fatto, guardi, ero a casa dalla Roberta, cioè che stavo facendo le pulizie. Chi è la Roberta? La signora Roberta, che è la moglie dell'avvocato Mariani. Sì. Ecco. E lei si è sentita male, l'hanno portata in ospedale quella mattina lì e io ho fatto tutto veloce per sistemargli bene casa. E aveva tutte le cose nel lavandino, perché la maggior parte ci pensa lei, le cose, la cucina, sistemare così. E c'era un coltello? Mi sono tagliata, ma non era niente. Ho messo sono andata in bagno quello blu, ho messo la carta igienica e basta, sono salita, ho fatto le mie camere da letto. Che giorno era, signora? Che dopo c'era subito la festa. Cioè? Deve essere stato il giovedì, non posso dirglielo, perché dopo c'è stato dentro le feste. Allora, qui ha detto così quel giorno. Il taglio al dito indice della mano destra me lo sono fatto 2 giorni fa. Quindi sì, e dopo c'è stata la festa. O il 10 o il 9, perché lei sta deponendo tra l'11 e il 12. No, io che dopo lei questo verbale è della notte, tra l'11 e il 12, e lei ha detto me lo sono fatto 2 giorni fa, mentre stavo facendo i mestieri presso l'abitazione dell'avvocato Mariani. Ho messo un pezzettino di carta igienica per tamponare il sangue e non sporcare le lenzuola. Dopo aver fatto i letti sono scesa in cucina dove c'è un armadietto all'interno del quale ho trovato un cerotto che ho applicato alla ferita. Tutto questo è successo venerdì. Dato che presso quell'abitazione vado il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, appunto. Il cerotto l'ho poi cambiato ogni giorno. Sì. Rettifico quanto appena detto, dato che la settimana scorsa, l'ultima volta che mi sono recata a casa dell'avvocato Mariani è stato di giovedì, dato che venerdì era festa, per cui il taglio dovrei essermelo procurato nella giornata di giovedì. Sì. Non ho niente da aggiungere. Quindi, Giovedì. Sì, perché dopo c'è stato dentro la festa. Cioè 4 giorni prima. Ecco. Però questa ferita, stando Ancora a quello adesso. che hanno detto i carabinieri, C'è ancora adesso. sì, no, ma quel giorno gemeva sangue. Senta signora, chi ha visto la ferita quella notte dice: ho notato che la stessa Bazzirosa aveva un cerotto sul dito di una mano, Giusto. non ricordo in questo momento quale, e quindi le ho chiesto alla donna di levarsi il cerotto per farci vedere la ferita. Lei lo ha fatto e ho visto che il dito riportava una scoriazione piccola, non molto profonda, con segno di un piccolo sanguinamento. Il segno del sanguinamento era rosso vivo e non nero e sembrava fresco. Il cerotto riportava, vi faccia finire, il cerotto riportava il segno del sangue nella parte interna della medicazione. Era un cerotto che interessava quasi l'intera lunghezza del dito. La donna ha detto di essersi fatta male 2 giorni prima, poi si è corretta, ha detto di essersi fatta male la giornata precedente. Poi lei ora ci dice giovedì, cioè 4 giorni prima. Sì, perché dopo c'è stato dentro la festa. Ma lasci perdere se c'è stato dentro la festa. E io... In 4 giorni non rimane il sangue fresco. Esatto. Guardi, vuole vedere le mie mani? No, guarda, io voglio sapere la verità, non voglio, Ecco. voglio sapere quello che lei dice, voglio sentire quello che dice. Le mani le hanno già viste quella sera e dicono che c'era sangue fresco. Io, guardi, gli dico la verità, sono sempre dietro a pizzicare. Anche... Ma lasci perdere, mi dica quando si è fatta quella ferita e come, e chi l'ha vista da giovedì a lunedì, quella ferita. Quando lei se l'è fatta, chi l'ha vista? Nessuno, perché sono stata a casa. Il cerotto dove se l'è messo?
ho messo la carta igienica, dopo ho messo il cerotto, basta. Dove? In quale A abitazione? casa della A casa signora della Mariani. Dopo sono venuta a casa, ho lavato e tutto, ho messo un po' di polverina, poi sono stata lì a pizzicarmelo un po', mi sono tirata via un po' la pellicina e niente. È guarito? No, non era tanto guarito perché stavo lì a... L'ha cambiato il cerotto? Sì, lo cambiavo perché quando lavavo il pavimento, quelle cose lì, si bagnava, mi dava fastidio e tornavo a mettere la polverina e tornavo ancora a pizzicarmelo via e mi usciva ancora sempre sangue. E come mai anche suo marito aveva delle ferite quella sera? No, non ci credo perché deve essere un brufolino che gli ho schiacciato io qui, ma non mi venga a raccontare questa perché guardi che questa è proprio una bugia, che mio marito ha dei tagli. Guardi, io invece gliene racconto perché suo marito aveva un ematoma fresco qui sul braccio. Ma non è vero, ma sta scherzando? Ma guardi che glieli vedo, lo vedo, era solamente un puntino. Perché fate le cose che non sono vere? Senta. Romano Lindo presentava una piccola scorrezione su una mano e una più grossa su un braccio. Questi segni sono stati visti da me oltre che da altre 3 persone. Non ci credo, non è vero. Guardi, l'unica cosa che gli posso dire è che io ce l'ho il vizio, perché ce l'ho su di me e lo faccio anche su di lui. Era un brufolo che me lo... Anzi, che poi gli Lasci perdere, signora, suo marito anche detto che non si ricordava, l'hanno vista tutti, l'abbiamo visto anche noi quando siamo venuti a fare il sopralluogo, che suo marito aveva il segno, l'ematoma, che stava diventando giallo, non era più fresco. Comunque lei non lo ha visto? No, non è vero. Non l'ha visto. Comunque diciamo che queste dichiarazioni che abbiamo letto, specialmente per quanto riguarda la parte della ricostruzione della vostra giornata del 11, lei le conferma nelle linee generali, sì, a parte quella precisazione giusto, su sì. Lazzarino. Qualche cosa di meno, qualche cosa di più, però sono lì. Vabbè, suo marito è sempre stato con lei? Sì. Usciva, andava a fumarsi, si sdraiava sul divano. Ha dormito suo marito quel pomeriggio? Da che ora a che ora? Da che ora? Si è appisolato quando si è messo lì sul divano quando siamo arrivati, si è fatto la sua sigaretta, quello non lo so se si è fatto sul caffè latte. Perché ero in lavanderia. In casa non fuma suo marito? No, perché non posso, io faccio fatica a respirare. Niente, è uscito, lui si è fumato, lui bello tranquillo, come sempre, c'è una cosa che noi... Sì, e in questo lasso di tempo quante se ne può essere fumate sigarette? Quanto tempo sta fuori quando fuma? 5 minuti, anche qualche cosa di più, 10 minuti? Ecco, sì. Un quarto d'ora? Un quarto d'ora è un po' troppo. 12 minuti? Ecco, sì, lui sta fuori, si fuma la sua sigaretta, si appoggia sempre o sul camper all'inizio o si appoggia alla macchina. Non gira per la corte? No. Prima di uscire quella sera può essere uscito a fumare, sì? Sì, perché io ho finito mettere a posto le cose che avevo da mettere a posto, lui si è alzato, non lo so cosa sia bevuto, perché so che quando lui beve qualche cosa me lo offre o io glielo porto sempre, belli tranquilli, non abbiamo fatto una cosa perché facciamo sempre le stesse cose, non siamo delle persone che facciamo le cose. Io come arrivo a casa mi metto subito a fare il pavimento, una cosa mia, E la lavatrice ogni quanti giorni la fa? Tutti i giorni quasi. Lei tutti i giorni fa una sì, lavatrice? Come oggi ho la lavasciuga piena e la lavatrice che è piena d'acqua, se la aprite è piena d'acqua la mia lavatrice. E capita spesso che ne faccia 2 al giorno? Anche di più, come ieri ne ho fatti molti di più perché ieri ho fatto il bianco, poi ho fatto il colorato e ho fatto gli stracci. Avete un congelatore a casa?
Sì, sotto, quello piccolino, sotto il frigo, che è tutto pieno. Sì, pompe di calore, aria condizionata. L'aria condizionata sì, ce l'ho in cucina per l'estate. La usate solo d'estate? Sì. Il riscaldamento d'inverno? I caloriferi. A gas? Sì. Avete dei timer nei caloriferi? E, Un caldo bagno? Sai cos'è il caldo bagno? no. Quella cosa che serve per riscaldare il bagno quando uno se lo vuole riscaldare prima di No, entrare. no, non ce li abbiamo quelle cose lì. No, abbiamo sala regolatore, quando vogliamo caldo lo alzi un po', poi lo abbassi, basta. Vabbè, lei avrà capito insomma che la situazione Non è alla di fine quelle belle. non è proprio bellissima, ma anche per questo. Perché questo vostro alibi Non che- regge. no, si basa solo sulla vostra parola. Perché questo famoso scontrino del McDonald's ha un orario che vi potrebbe aver benissimo consentito di fare quello che si suppone che abbiate fatto e poi essere andati a Como e, mangiato o non mangiato, avere comprato qualcosa dal McDonald's per avere in tasca uno scontrino del McDonald's. No, ce l'abbiamo perché anche domenica siamo andati. Cioè, Sì, questo l'ho capito. lui è goloso. Cioè, lui andiamo sabato, la maggior parte, sabato sera andiamo a prendere la pizza. Sì, Andiamo a prenderla e la portiamo a casa. sì. E la domenica in settimana andiamo a Beddona, scusi. Niente, raramente che andiamo a prendere la piedina, pochissimo, quasi mai. Ma praticamente tutti i giorni allora mi sta dicendo che uscite? No, cioè, non dico tutti, no, non pensi che andiamo tutti i giorni, ogni tanto. No, ma non ci cioè, sarebbe niente di male, è cioè- solo per capire. no, ogni tanto, quando non ho voglia di cucinare, il venerdì che vengo a casa tardi. Ma il lunedì era arrivata alle 4. Ma non è solamente stato quel lunedì. Vabbè, comunque insomma, tornando a noi, il ragionamento che stavo facendo è che c'è questo elemento, no? Che se fosse vero che voi siete usciti nell'ora che lei dice che eravate da un'altra parte, Sì. non potete aver commesso i No, fatti di cui perché stiamo non parlando. l'abbiamo Però peccato che questa cosa la dite solo voi. Sì. Dall'altro piatto della bilancia c'è il signor Mario Frigerio, Che dice quel che senza nessun motivo, No. perché avevate litigato con il signor Frigerio? No. Vi stavate antipatici? No. Anzi, vi perché salutavate? Sì. Anzi, con Olindo parlavo anch'io perché quando arrivava con il camper, perché lui scusi, non so capace, lui lo prende a noleggio Sì. il camper e ogni tanto, cioè, io andavo a vedere, poi anche loro sono venuti a vedere il nostro, poi anche con la, ecco, Quindi cioè, insomma poi- c'era un buon rapporto con Sì. questo signor Frigerio. Allora perché il signor Frigerio ha detto queste ha detto cose. questa cosa? L'ha detta nei termini che adesso sentirà a verbale. Perché anche con la moglie del signor Frigerio, la signora Valeria, Sì. cioè, mi piaceva perché non era quelle persone che antipatici, che nel senso che erano pettegoli, ti fermavi, dicevi quelle due parole, basta, cioè tutto Sì. lì. Signora, ma abbia pazienza. Il signor Frigerio l'ha visto da 1 metro suo marito. Lì se l'ha trovato sul pianerottolo faccia a faccia. Guarda, Guarda che gli lega cosa ha detto. lo lega, Guarda, però lo ascolti, perché non è che basta dire Dice, prendo signor atto, non è sì, vero. lo conosco, è proprio quello. Lo devo dire, era lui, non c'è niente da fare. Non ci volevo credere all'inizio. Io non voglio incolpare nessuno se non sono sicuro. Sono sicurissimo. Sono rimasto scioccato perché vederlo lì dentro, con questo fumo, questo fuoco dentro, sembrava una cosa irreale. Cosa cavolo fa questo qui? Poi ci ho pensato un po' perché dico, non conoscendolo penso che sia una brava persona, però in quel momento sono rimasto lì, non posso sbagliarmi. E gli chiediamo, ma quando lei ha visto questa persona, era a 1 metro di distanza? Sì.
Sua moglie era dietro, cioè la Cherubini Valerio. Mia moglie penso che l'abbia visto, poi poveretta la signora non ce lo può dire se ha visto, no? Le pare, ecco. E dice sì, la luce era accesa. Glielo chiediamo un'altra volta. È sicuro, signor Frigerio? Si rende conto che è una questione delicata? Sì, sicuro, sono sicuro. Poi mi ha buttato a terra, mi ha preso in un modo che mi ha messo giù con la testa, mi è venuto sopra. Lui era grosso e mi schiacciava giù, mi dava dei gran pugni, mi dava anche pedate, me le dava da tutte le parti. Poi mi ha mollato e sentivo mia moglie che non so perché diceva no, no. Non è vero. Non è vero, era con lei suo marito. Sì. Come mai c'era sangue sulla macchina della signora Cherubini? Guardi, non lo so. Non è vero, guardi, veramente. Cosa ha fatto, signora? Lei gli ha lavato i vestiti? Non li abbiamo lavati, li aveva sui vestiti. Senta, lei ha firmato con la sinistra in mancina. Sì. Sa che alcune delle coltellate sono state portate con la mano sinistra? Il medico legale dice che alcune delle coltellate sono state probabilmente portate da una persona più bassa, dal basso verso l'altro, con la mano sinistra. No, guardi. No, Le armi erano due, il coltello e un'altra arma. Non è vero. Quindi probabilmente due persone. No, non è vero. Beh, secondo noi invece è vero. Il signor Frigerio è stato ucciso perché li aveva riconosciuti. No. O aveva comunque riconosciuto suo marito. E la signora Cherubini lo stesso. No. Anche perché chi voleva fare male alla signora Castagna, che bisogno aveva di uccidere Frigerio e Cherubini? Poi volevo dirgli anche una cosa. Tutto questo che è successo, perché noi abbiamo da fargli del male così? Che motivo c'era di fargli del male così? Li pedinavate. Non è vero, perché ci siamo trovati a Canzo, non lo sapevamo neanche, siamo andati, cioè di più di una volta. Ma vi ha visto la signora Castagna? L'avete Sì, seguita per tutte le stazioni, da Erba a Canzo. E a Canzo vi hanno anche fermato i vigili e vi hanno identificato. È vero o no? E perché l'avete seguita? Non l'abbiamo seguita lei. E perché le gli ha staccato la luce per fargli dispetto? Ma guardi, ma quello non è stato le cose di adesso, sono state le cose perché erano su che facevano ma le feste. continuavate ancora. Ma il giorno dell'omicidio la luce è Non stata è staccata vero! prima. E la chiave l'avevate solo voi del contatore, voi e i condomini, nessuno poteva averlo. Tutti ce l'hanno. Sì, ma solo condomini. all'appartamento della Castagna è stata staccata la luce. Non Solo in è quell'appartamento. vero. Come non è vero? Non è vero. Solo lì è stata staccata la luce. Non è vero, non siamo andati. Non abbiamo tolta la corrente. E chi l'ha tolta? Chi poteva entrare lì e togliere la corrente dei contatori? Prendere la chiave e toglierla? Potevano farlo tutti, quella porta lì. Ma lei l'aveva già fatto, lei e suo marito. L'avevate già fatto di togliere la luce per dispetto. Ma era una era- cosa che avevate già fatto. Ma c'erano su tutti che facevano era una volta che facevano le feste E voi cosa abbiamo avete fatto? tolto la corrente. Ma l'abbiamo detto anche ai carabinieri quando sono arrivati. È vero quello, però no, guardi, veramente quella sera lì non abbiamo fatto una cosa del genere, non è da noi. Non è da voi? No. E da chi è allora? Lì erano lì, non sono scappati di lì, il sangue non c'è più, si ferma lì. 2 armi, 2 persone, una forse mancina, sangue sulla vostra macchina. Frigerio che secondo lei impazzisce, si sveglia dopo 4 giorni che è più morto che vivo e gli viene in mente di fare il nome di suo marito. Non è vero, non siamo stati. E la lavatrice che andava di notte e le ferite sulle mani. La lavatrice la faccio sempre andare noi di notte. Sempre, perché anche ieri sera lei, cioè anche la ragazza sopra l'ha detto, adesso io non la sento mai la vostra lavatrice, ma è vero, noi la facciamo sempre andare noi di notte. Dove doveva andare lei il 13 dicembre? Il 13 dicembre, 2 giorni dopo l'omicidio, lei e suo marito, dove dovevate andare? Avevamo ad andare davanti al giudice, ma non abbiamo fatto una cosa del Chi genere. erano i testimoni contro di voi? Chi erano? Nessuno. Ma come nessuno? Non c'era Castagna Raffaella? E Galli. Sì. Non c'era Galli Paola? Sì, ma c'erano loro, cioè. E non era 4 anni che litigavate con queste persone? Insulti, botte, dispetti? Non è vero. Ma come non è Botte vero? non Ci sono i c'è- processi che parlano. che Ma, avete fatto. ma non abbiamo. Va bene, cioè avete ragione voi, Sì, abbiamo ragione noi. però non è vero. Senta signora, guardi che lei rischia l'ergastolo.
Lei sa Ma cosa se vuol dire io, l'ergastolo? se Sa cosa io vuol dire starei l'ergastolo? qui Vuol dire che lei l'ultima volta che ha visto suo marito la sua vita è stata 5 minuti fa, un'ora fa, quando è Ma stato. Basta. se era una cosa che facevo davvero quello, non potevo dire no, guardate, mi sbaglio, Senta, voi non siete usciti a quell'ora. Perché il signor Lazzarini aveva detto che non c'eravate, c'erano luci spente in casa vostra. Lazzarini chi è? Il signore che abita sopra, che voi dite di aver incontrato uscendo, dice che non è vero. Ma noi siamo usciti quando lui stava entrando. Signora, quando lui è arrivato la vostra macchina non c'era. L'avete già messa fuori, che era più comodo lasciarla fuori per andare via. Non è vero. Non c'era la macchina, il signor Lazzarini è stato categorico, la macchina non c'era. La macchina non c'era. Prendiamo la dichiarazione di No, Lazzarini. no. Abbiamo capito che ce l'hanno con noi. Chi? Chi ce l'hanno con voi? Ma Ma sta no. scherzando? Chi ce l'hanno con voi? Noi ce l'abbiamo con voi? Chi ce l'ha messo il sangue sulla vostra macchina? Noi ce l'abbiamo messo. Qualcuno, signor Frigerio? Guardi che non fa del bene a suo marito se lo copre. Se lei ha anche solo lavato i vestiti e magari la coltellata non l'ha tirata, facciamo finta magari di sbagliarci per un attimo, ma ce lo dica. Ma ve lo direi subito, ma perché devo stare qui a non raccontare le cose che non sono vere? È sempre stato lì suo marito mi sto con lei. rovinando la mia vita. Ma è già rovinata la sua vita, oh benedetta donna, è già rovinata. La corte d'assise gli dà l'ergastolo in 5 minuti con queste cose qua. Non so, guardate, non è vero. Noi siamo usciti con la macchina. Siamo saliti, lui stava entrando, siamo usciti belli tranquilli e non abbiamo fatto niente. Signora, le faccio anche un'altra osservazione. Quando voi siete tornati, la macchina l'avete parcheggiata Sì. lontano. Perché non ce la potevano, non potevano farci passare. E siete rimasti, poi siete andati il giorno dopo, non siete No. tornati a casa con la macchina subito. Allora siamo presi, abbiamo lasciato la macchina lì, la Tilly, dopo come siamo andati a casa, cioè Sì. siamo entrati in casa con il figlio dell'avvocato Mariani che ci stava spiegando. Siete andati a letto e la macchina era sempre fuori. Sì, quando siamo andati a letto, perché non si poteva entrare, perché i pompieri ci hanno detto non entrate con le macchine, cioè c'era troppo casino, abbiamo lasciato la macchina fuori. Ed è rimasta tutta la notte fuori. Sì. Poi siete andati dai carabinieri. No, sono arrivati i carabinieri, Sì. dopo i carabinieri ha detto venite in A fare il caserma. verbale. Ecco, io sono andata con una macchina di carabinieri, un signore giovane è andato con Olindo A portare la macchina dai carabinieri. Quindi la macchina non è tornata a casa No. quella mattina, è rimasta per tutto il tempo. La notte. Oh, me lo spiega come ha fatto il sangue della Cherubini a volare sulla macchina? Noi no. E chi allora? Noi no. E anche adesso gli dico non è vero. Ma è vero, no non è vero, oh benedetta donna, non è vero, cosa non è vero? Che c'era sangue sulla macchina? Le leggiamo le relazioni? Le leggiamo che l'hanno trovato No, sulla no. macchina? Ci ha studiato 20 giorni su quella macchina. Come non è vero? 20 giorni è stata una sera che l'hanno portata l'hanno Sì, rimessa. sulla macchia che stava sulla macchina, ci hanno studiato 20 giorni. E hanno trovato il sangue che ha le stesse identiche caratteristiche di Cherubini Valeria, caratteristiche che aveva solo su tutta la faccia della terra presente e per un altro bel po' di tempo solo Cherubini Valeria, capito? Sa cos'è il DNA? Lo sa vagamente che cos'è? È il codice genetico? È un Che lo sa cos'è. Sì, il- perché lo l'ho sa. fatto oggi. Lo sa? Sa quante possibilità ci sono che sia un'altra persona che ha uguale il DNA della Cherubini? Oltre 2 miliardi. Su 2 miliardi solo uno ce l'ha di quel DNA lì. Su 2 miliardi di persone. Gli dico che non è vero, non abbiamo fatto una cosa del genere. Senta signore, io mi rendo conto che questa è una cosa inconfessabile.
Non è una cosa Perché impossibile. infilare per 5 volte il coltello nella gola di tutte le persone, di cui Lei pensa- 2 anni e mezzo, è una cosa che si fa fatica a confessare. Mi rendo conto. Guardi, ho sempre detto la verità e torno ancora a ripetergli. Non è da noi a fare quelle cose lì. Abbiamo litigato, avete ragione che abbiamo litigato, ma non arrivare a quel livello lì. Cosa ci costava a noi, andare nei carabinieri? Cosa ci costava fare una denuncia? Punto e basta. Infatti l'avete fatto un sacco di volte. E magari avete pensato che non ottenevate nulla. No, perché adesso stavamo bene, perché con l'isolamento era a posto, non ci mancava niente, perché non ci lamentavamo più, non chiamavamo neanche più i carabinieri. Il signor Frigerio perché allora dice che è stato suo marito? Ma signora, ma guardi che le abbiamo appena letto il verbale dove lei si lamenta che Azuz lavava con la pompa il pavimento. Ma e questo... è l'estate, ma è tutta roba Signora, l'estate sono 3 mesi fa. No, l'ultima denuncia Avvocato, di... non è vero, sono tutte cose. Perché non andate a prendere i ragazzi il ragazzo che lui è stato lui anche a vedere, che non poteva entrare nell'appartamento, quello lì vicino che è andato via. Pino? No, Ma cosa vuol dire? Che dobbiamo cercare le prove che la castagna dava fastidio, faceva rumore, faceva le feste? Ma quello lo sanno tutti. Ce l'abbiamo già, ma è proprio lì il problema, che voi non le tolleravate più. Suo marito non dormiva di notte, giusto? Ma non solo non lo tolleravate più, quando vi incrociavate, ormai la cosa si era incancrenita. La storia non era più i rumori, era il fatto che passavi brutta troia, brutta Non qui, è brutta lì. vero, non è Signora, vero. ci sono 20 verbali di questo fatto qua, abbia pazienza. No, guardate, non è vero niente. Perché Senta, ma il quando- memoriale sulla ciottolona, chi l'ha fatto? E come si chiama, il muratore che abitava, cioè quando lui era lì a lavorare, Sì. quando noi venivamo, come si chiama, a vedere la casa, Sì. e veniva anche lei. Sì. E il problema è che quel muratore lì, non sapendo come si chiamava, l'ha chiamata ciotolona. Sì, ma quella specie di diario che avete scritto... Sì, noi abbiamo scritto tutto e l'abbiamo dato all'avvocato, e noi abbiamo scritto anche le parole che... Ma lei ha un computer? No, Chi l'ha scritto al computer? per no, favore? non l'abbiamo scritto al computer, l'ha scritto mio marito a mano. E poi? E dopo l'avvocato l'ha fatto... Cioè, noi le abbiamo dato... Ma non l'avete dato per caso alla signora Messina? Sì, che l'aveva passato nel computer, sì, aveva ragione. E sono cose tanto... Quindi sono documenti vostri quelli? Sì. Dove ricostruite tutte le Che litigate? lei c'erano- Cioè questo non è il documento di uno che litiga 3 volte e la finiamo là. È il documento di uno che le cose che... No, non eravamo nelle cose dall'inizio. Signora, l'ultimo processo era per fatti dell'anno scorso. Sì, è vero. Cioè la Il signora pedinamento. Ciottolone handicappata, interdetta, troia, puttana, il padre bastardo, l'ho scritto voi, lei è il suo marito questo. Cioè, perché avevamo... Sì, è Mi vero. sembra una cosa normale. Noi abbiamo scritto quello che l'avvocato ci ha detto, scrivete tutto. Sì, scrivete che è Troia, così vi ha detto l'avvocato. Abbiamo scritto tutto quello che è successo quel periodo lì. Sì, però dopo quel periodo lì ci sono state altre 3 o 4 denunce e controdenunce. Quando lei mi ha picchiato, Ecco, per esempio. che dopo noi l'abbiamo tirata via, perché io gli ho detto che non volevo i suoi soldi. Ecco. Poi però ce ne sono state altre denunce. C'è stata quando... Quando voi avete picchiato lei? Sì, che poi non l'abbiamo picchiata, perché è stato così, perché Sì, io... ma è sempre così. Le cose succedono, ma non le avete fatte voi. Oppure non l'avete... No, le abbiamo fatte, sono andata fuori, ho messo fuori i cuscini, c'è fuori di stand di biancheria, ho messo fuori i cuscini. Lei gli dava fastidio, ma anche lei mi dava dei titoli, non pensi che lei non mi dava dei titoli. Certo, ma questo me lo immagino. Ecco, come si chiama? Lei è venuta giù, ha buttato tutto per terra e ha buttato, come si chiama, il disegno di biancheria contro la poltrona di ferro.
lei mi ha dato 2 ciaffoni, mi ha picchiato, non sono stata capace di difendermi. Olindo è uscita, gli ha dato uno spintone, c'era il ghiaccio, c'era un bel po', era nevicato, è scivolata, basta. Cioè non l'ha pestata, non gli ha fatto niente. Signora. Ha chiamato i carabinieri e i carabinieri sono venuti, è sceso dalla macchina un carabiniere, fa: ma c'è stato sempre le denunce e non risolvete niente. Ecco, e allora noi abbiamo... forse bisogna trovare un altro modo. Non è vero, definitivo di risolvere la faccenda. Senta signora, quando siete andati a Como, dove siete andati quella sera? Siamo andati con la macchina, abbiamo girato per trovare il parcheggio, siamo andati dentro nella cosa murata, niente, abbiamo visto tutti i negozi. Che negozi avete visto? Tutto quello che c'erano aperte, c'erano i negozi delle scarpe, delle borse, c'è quello delle macchinette che vendono le macchinette Dovevate comprare qualche cosa? Sì, vedere così per comprare qualche cosa. Ma niente di particolare, non siete andati per comprare qualcosa di particolare o no, per cercare qualcosa di particolare? Sì, sto cercando una poltrona e un tappeto. Ho capito. Mi scusi, le posso fare un'obiezione a questo riguardo? Ma se uno deve andare a vedere non gli conviene andare quando i negozi sono aperti anziché quando sono chiusi? Cioè esce alle 20? No, In più ci vuole mezz'ora per arrivare ad Erba, da Erba a Como? ma anche domenica l'abbiamo fatta, che era anche più tardi. Sì, ma dico, avete avuto tutta la sera dove quello stava in pantofolo nel divano a guardare. A proposito, la televisione era accesa? Sì. Cosa c'era? Quello sul primo, le cose degli animali, perché avevo la porta della lavanderia. C'è poi il programma che noi che guardo io, che poi lui non interessa neanche, è un programma di un albergo che ci sono dei ragazzi, quelle cose, su Canale 5. Niente, poi era accesa, ma è come non averla. Quindi non lo sa cosa c'è in televisione in realtà. No, io guardo quello lì, poi anche tante volte io la maggior parte arrivo a casa, l'accendo per sentire. Ma lei questi mestieri dove li fa? In casa. Cioè, per esempio, quando stira, dove stira? In lavanderia. In lavanderia. Perché allora, prima, cioè nel secondo verbale ha parlato solo di stirare. Sì, ho stirato, ho messo a posto le cose. Aspetti. Poi nel verbale precedente parlava anche di altre cose, però tutte da fare in lavanderia. La televisione quando la guardava? Ma della lavanderia non ho una casa grandissima, questa è la lavanderia, quella è la sala, se tieni la televisione spostata, la vedi, non ho una casa grandissima. Vabbè, insomma, non ci muoviamo di un passo. La situazione è quella che dice lei. Io torno a ripetere, noi non abbiamo fatto una cosa del genere. Il sangue, gli dico una cosa, non lo so, perché come è finito sulla macchina, c'è anche dei cortelli, anche quelle cose che voi avete detto, l'avete visto, i carabinieri hanno visto in casa cosa c'era. La lotta con il gasolio in macchina cosa ci faceva? È quello del camper, c'è roba di mio marito, La sera il gasolio del camper? Sì. Perché la latta era sull'automobile? Perché tante volte forse riempiva mi scusi, ma ogni quanto lo usate il camper? Adesso pochissimo. Quindi... L'abbiamo usato domenica o sabato? Ecco, ma prima dell'11. Prima dell'11 di dicembre, da quant'è che non lo usavate? È un po' che non lo usavo. Quanto più o meno? Non lo so perché... Dove eravate andati l'ultima volta? Provi a pensare. L'ultima volta... Ma a me sembra che questo camper è da un po' che non si muove. Sì. Vero? L'abbiamo Quindi usato... perché c'ho la latta in macchina? Ma lui, quella macchina lì, tiene dentro di tutto, perché pattumiera, Come vedi, così maniaca della pulizia? E la macchina invece... No,
la macchina... Pattumiera, appena definita pattumiera. Sì, pattumiera perché lui lavorando il lavoro che fa, non sto a dividere la pattumiera, cioè metto dentro tutto, faccio il sacchetto e la metto nel baule della macchina. E poi lui ci pensa lui? Sì, a buttare via. Quindi anche i coltelli, per esempio? No, non è vero. Scusi, se avrei fatto una cosa del genere, perché alla sera noi abbiamo portato la macchina dei carabinieri e non hanno trovato, cioè non c'era niente, c'era la nostra pattumiera. Sì, mi sono sbagliato. Non è che il sangue era un fiume in questa macchina, c'era una goccia. Ha capito? Io non E sto dentro dicendo... nella pattumiera c'era il sangue, cioè non penso che la pattumiera non so come spiegarglielo. Insomma, Frigerio delira. Non dico che delire, per l'amor del cielo. Allora dice la verità se non delira. Ma non dico che... Ma Quindi perché dice la verità, Frigerio. non siamo stati su noi. Ma lei deve trovare una spiegazione al fatto che questo signore, che non ha nessun Che non vi interesse odia. minimamente ad accusarvi di qualcosa perché si faceva i fatti suoi a casa, questo signore quando si sveglia dopo questo terribile episodio dice è stato il signor Olindo. Ma si fa gli L'ho visto scrupoli da un anche di metro. dirlo, Sono sicuro, era lui, lo descrive, dice cosa gli ha fatto, che lo ha visto. Gliel'abbiamo chiesto e richiesto, gli abbiamo fatto capire quanto fosse delicata la cosa, non abbiamo, Sentito abbiamo cosa ha detto? fatto meditare bene. Si è fidato ad avvicinarsi, quindi Si l'ha visto avvicina. ancora meglio. E ha detto: se non avessi visto uno che conoscevo, non mi avvicinavo. Ha anche spiegato il perché non si può sbagliare. Suo marito è sempre stato lì con lei, Sì, tutta la sera. Quindi la vostra casa è rimasta disabitata senza nessuno dalle 8 circa alle 11. prima delle 8. Da prima delle 8? Da prima delle 8. Da prima delle 8. Cioè, da quando è arrivata la castagna, diciamo, Prima delle 8. ha sentito cosa le ho detto? Cioè, da quando è arrivata la castagna, Non lo so quello. A che ora arrivava la castagna? signora, conoscevate i treni che prendeva, come fa a dire che non sa che ora è arrivata? Ma poi stavate lì, la vedevate arrivare. Signora, le sue finestre danno sul passaggio che la castagna deve fare per forza per tornare a casa. Quindi tutto mi può raccontare stasera e ci può raccontare, tranne che non sa a che ora rientrava la castagna. Ma non, cioè, passava. A che ora passava? Anche tante volte alle 7. Ecco, guardi, anche alle 7 tante volte, perché una volta siamo usciti e lei entrava e gli ho lasciato aperto il cancello. Ma se lei quella sera è uscita alle 8, allora l'ha dovuta vedere passare. Non c'erano macchine. Adesso sta a vedere che hanno messo anche i cadaveri dall'alto. Così come il sangue sulla macchina vostra, anche i cadaveri li hanno calati dal tetto. Dove lavorava la signora Castagna? Non lo so. Ma l'ha seguito una volta. A Canso siamo andati 2 volte. È andato a prendere le sigarette e lei aveva telefonato ai vigili e aveva detto che noi la seguivamo. Perché? Ecco, ma per niente, perché noi andavamo in giro, cioè noi non sapevamo che lei era in stazione. Se lo sapevo, cioè andavo proprio lì in stazione. Ah, che cosa? Il motivo perché andargli dietro? A me poi non mi Per interessa. intimorirla, per spaventarla. Non è vero. E proprio alla stazione di Cannes dovete andare. Guardi, Lei ha telefonato ai vigili perché vi ha visti a ogni stazione e voi vi siete fatti vedere. Per quello che ha chiamato aiuto. non è vero, guardi, veramente. Signora, io dico che piano piano però lo sta capendo la gravità della situazione. Che non basta per uscirsene e dire ma noi eravamo da un'altra parte. Ma O suo marito era dall'altra parte. Ma guardi che le cose l'ho capita, non sono così stupida, l'ho capita, però se gli dico che non l'abbiamo fatto una cosa del genere, Questo deve bastare.
Magari non volevate farla così, avete perso la testa. Ma Non so, no, ma sto 5 minuti. scherzando. No, non sto scherzando. Nessuno qui sta scherzando, guardi, proprio nessuno. Ne farei volentieri a meno di questo scherzo. Pensi bene, signora, pensi bene, che il suo futuro si presenta orrendo. Può far solo lei qualche cosa per migliorarlo, perché il nostro impegno è di farle dare l'ergastolo, a lei e a suo marito. Cosa abbiamo da fare? Dire Il la nostro verità lavoro è il e nostro così. Vabbè, questo è quello che lei dice, va bene. Vuole fermarsi 5 minuti che noi adesso dobbiamo sistemare il verbale.